Zona Stadio di Genova, vogliamo scoprire se i tifosi e le tifose del Genoa parlano senese e come lo parlano. Andiamo. Siamo da Fontana Bunga, eh. Da Fontana Bunga, veni chi a tifasena. Non è che veniamo da Vabbè, vacanze. no, grandi. Però che du che. Altro che. Ma a Fontana Bunga sono tanti quelli da Sandoia o quelli di Usena? Di Dosena. Zena. Che storia. Che storia? Venivano 4-4, venivano all'attacco. Come va avanti? Che squadra eravate? Che squadra di Ravatti? Non si sa chi asseggia questa squadra di Ravatti. Oh, io so qual è lei. Ma la ricordo che fu quei balli su cannoni, in 4 cannonette la disintegre. Belani, come... non era quello di Massa che penso. Ma dai, ma questo è uno scoop. Ma dunque i tifosi d'Usena che tegna. Che tegna come? Usenese. Ma Usenese. è importante parlarlo secondo lei? Sì, l'importante sì, a queste te o a... Ma anche i Figè magari che andano a parlare. Sì, anche niente da di sui. Se non mi cacciavano fuori di casa se non parlavo senese. Che credo. Per forza. Un euro de cappello. A garanzia di qualità. Certo che parlo musenese, sono una sceicchia nativo di Marassi, poi nativo. Ma è importante secondo lei parlare senese, conosce il senese? Seguio, bisogna imparare un po' i figli anche. Ma uso goccio forte d'Usena che lei? Albert. Albert. Per forza, lo ci buon veramente. Speriamo che lo tenga. Figli, come Andiamo. Sì, sempre, in realtà di San Lorenzo al Mare. Ah, San Lorenzo al Mare, bellissimo. Sì. La pista ciclabile più bella d'Europa, dice. Sono di belli posti, quelli lì. Insomma, sai, dai. Belli veramente. Sì, è che venivo in te a vedere Usena. Certo, sempre tutti i giorni. Le volte che Tutte da le patio. Sì. Sempre da partire. Sempre. Sempre da partire. Guagna Usena, sicuro. Ma Metucco, sì, no, certe cose bisogna dire cianese, dunque. sicuro. Non sapevo di cosa ti è. Cosa tieni mi? Sì. Non si può dire Non perché. sapevo di. Se dunque chi va a finire. Una brutta fin. No, io stasera ci sei per non sapere. E allo stadio che ne è gente che parla senese. Sì. Anche Sueni? Un po' più anziani, no? Più anziani. Ma io alcuni suoni li conosco che parlano, Sì. Qualche canzone in senese, d'Usena. Cena. Ma proprio invece di cori per il Genoa? Un coro in genovese. Ah, figli dei bagasce. Se non vi piace a musa. Se non vi piace a musa, a figli de bagasce, avanzi de casi. Se non vi piace a musa, su serie su veli. Mi parlo senese. Ah sì, ma da dove sei Viatri? Da chi? Mi sono nel Santo Sé. Del San Cipriano. Ah, Cremè. Cremè, belli posti. Sì. Mi asci non so quelli distanti da Viatri. Sono da Campo Momie. Vabbè, allora. Poi faccio in testa, ma fuori gioco in genovese come si dice fuori gioco? Rigore? Bravo. Siamo da Sena, bene. Ma chi guagna stasera? Cena. Usena? Con niente succo finiva attio, capisci? A niente succo? Finito attio. Non ho capito. Non hai capito. Devi trovare qualcuno che te lo traduce su questo. Le mie origini sono siciliane. Sono andato a vedere la prima partita Genoa-Sandoria, il derby. Ero nei distinti, ho visto la gradinata e la gradinata nord è imbattibile. Se ti tegni per Usena ti devi imparare anche un po' di senese. Imparo un pochino il genovese, te l'ho detto, però imparate anche voi il siciliano. Ma io volentieri. Io parlo un dialetto non genovese, sono di Vobbia, Di Bobbia, ma bellissimo. Se che sta bene, Ubbia. Mi sono della frasciun de Ubbia, però, non de Ubbia, dai, è su Ligure. E lei va de lungo a Nugeo. A Nugeo! Belli che partì un Nugeo, non è che ci a giocare ballon quando facciamo i tornei d'estema. Anche la squadra? Adesso e Ubbia facciamo sempre il derby. Adesso vengo a Nugeo un po' di anni, che giocava a me poi con Nugeo. Basta che ti fai vedo muro. Ah, è una lingua che sta andando qui. Ma l'importante è parlarla. Ma chi la parla? Tarivea, Peggi non parla di scinzenese. Capito. Da perché quelli sofisticati come me e zia, che parlano italiano. Ah, In famiglia lui, quando shorta, che lui sono in compagnia, parlano italiano. ho capito. Ne fanno io la lingua. Saluto, Saluto, buona. Ti parli senese? In petit. Cosa vuol dire Sena, che non lo fa? Se sente un po' a mancanza del derby, di muove te. Manco guai. Perché se vieni a un stadio a vedere Usena? Perché Usena guagna? È guagna? Speriamo, dai, Ma se sente un po' di senese in tuo stadio? Ogni tanto sì, Qualcosa cantiamo in senese. Anche delle canzoni? Sì, Per esempio? De André. De Andrea canta anche Cosa de Ma. Cosa le ma? Dai,
Entusiasmo crescente mentre si avvicina la partita. Sono zenese, risureo, strinzi i denti e parlo seu. Ma che bella storia! Grande! Macaia, Macaia. se vuoi dirci qualcosa in genovese, siamo qui. Ho fatto una delle tue prime puntate. È vero, grande! Certo! Fai a ricordare. Ci ricordiamo, Belandi. Mi ricordo che raccontavi anche San Benedetto a Rondine Sciuteito. Che memoria. Ma ricordo, Belin. Complimenti. Grande. C'è una memoria incredibile. Belin, quando Tutti dal mimo. Ciao, grande! Ciao! Grande, ciao, buona serata. Mi hai lasciato stupefatto. Se parla senese allo stadio? Ciao. 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 Grande Capumon. Grande! Belli mia! Allora, possiamo dire che anche i tifosi del Genoa parlano senese. Alcuni sono un po' più timidi, altri sono un po' troppo espansivi. Però adesso vogliamo scoprire un'altra cosa fondamentale. Se anche quelli d'Udoia parlano senese. Ma anche i tifosi della Sampdoria parlano senese. Ah, non sono genovesi! I ciclisti, non sono zenesi. Non sono zenesi. Lo scopriremo in ta prossima puntata.